Era da tanto che si aspettava questo evento, questo momento, e finalmente è arrivato, di quella che sarà un po' il fiore all'occhiello per tutta la comunità dei Vigili del Fuoco del Veneto. È stata posata a Treviso la prima pietra del nuovo polo didattico regionale dei Vigili del Fuoco che sorgerà accanto al comando provinciale di Via Santa Barbara, un progetto da oltre 5 milioni di euro finanziato dal Ministero dell'Interno e realizzato con il supporto della provincia di Treviso, che svolge il ruolo di stazione appaltante e coordinamento tecnico dei lavori. Il nuovo edificio di oltre 2200 metri quadrati ospiterà aule per la formazione, un'aula magna, autorimesse operative, uffici e spazi logistici, oltre a un'area dormitorio per il personale in addestramento. Una delle aule sarà inoltre predisposta come centrale operativa di emergenza. All'inaugurazione ha presieduto il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco e il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino. Un investimento importante, noi riteniamo che dalla formazione del personale costante, sempre di più alto livello, derivi una maggiore sicurezza per le donne e gli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ovviamente si eleva anche la qualità del servizio e quindi la sicurezza dei cittadini su un territorio strategico per la nazione come quello del Veneto. Il nuovo polo diventerà un punto di riferimento interregionale per la formazione e l'addestramento dei Vigili del Fuoco, con ricadute dirette sulla sicurezza del territorio. Polo regionale, ma direi interregionale, perché i discenti verranno a fare corsi da tutte le regioni del Triveneto, soprattutto perché c'è un simulatore aeroportuale che è una struttura particolare che consente di fare corsi specifici. La struttura sarà costruita secondo i più moderni standard antisismici ed energetici e sarà in grado di ospitare in alloggio 40 persone. Alle lezioni potranno partecipare più allievi. Quali sono le specializzazioni che si potranno ottenere in questo polo logistico? Si va dai pacchetti formativi di completamento per i vigili in primo ingresso, passando ai corsi di qualificazione per i passaggi da vigile a caposquadra, fino ad arrivare a corsi di aggiornamento e di specializzazione per le varie specialità. I lavori affidati all'impresa Costruzioni Ferracin dovrebbero concludersi nell'estate del 2027.